Ben ritrovati amici di lunedì in gol, si chiude il girone di andata dei dilettanti, manca solo l'ultimo atto della Serie D. Domenica, vi ricordo, domenica andrà in onda alle 19:30 al posto di tutto campo proprio la gara del Pordenone e all'interno di questo un riepilogo della giornata della Serie D. Poi le immagini lunedì prossimo per quella che sarà l'ultima puntata del 2013 di lunedì in gol, con l'attualità, con le immagini raccolte della Serie D e poi con tutti i migliori gol, le migliori realizzazioni del girone d'andata. Ma prima di arrivare a questa ultima tappa che va a raccontarvi tutto quello che è successo, adesso è il momento di raccontare cosa è successo in questa ultima gara del girone d'andata, dove si sono decise le squadre campioni d'inverno. E in questo nostro viaggio, tramite la rassegna stampa e soprattutto le immagini della 15ª giornata, partiamo dalla prima categoria a salire fino poi alla Serie D. E allora complimenti, partiamo vedendo la classifica, e complimenti a Breg e Cormonese che chiudono prime in classifica a pari merito nel campionato di prima categoria Girone C. Sono queste due squadre a giocarsi il primato in classifica. Sorpresa invece per quanto riguarda la prima categoria Girone B, ancora possiamo vedere la classifica, sorpasso del Diana proprio all'ultimo scatto sull'Areanese e quindi campione d'inverno il Diana, mentre non c'è dubbio sul primato in prima categoria Girone A del Pravis Domini. La squadra di Rauso comanda con autorità totale la classifica. E allora partiamo anche con le immagini e leggendo anche il Gazzettino che dice appunto per quanto riguarda la prima categoria Girone B, noi abbiamo seguito una gara, in vetta si riaprono i giochi, il punto è vero perché l'Areanese cade in basso, c'è questo titolo con questo gioco di parole, cade in basso, cade al secondo posto l'Areanese, colpa appunto del gol di Basso, quindi può gioire invece il Diana, come dice sempre il Gazzettino, per il Diana una vittoria che significa primato. E questa è la notizia sostanziale della prima categoria Girone B, ma questa sfida, in anticipo di sabato Gonars e Anese, dice anche che c'è un Gonars che può lottare per la promozione, lo ha dimostrato chiaramente contro l'ex capolista a questo punto di Peressotti. La sintesi dell'anticipo seguito sabato nell'intervista a Peressotti è l'uomo partita, Simone Basso. 3 vittorie consecutive, l'Arenese vuole diventare campione d'inverno, un campionato in prima categoria Girone B da protagonista per la squadra di mister Peressotti. Di fronte c'è il Gonars che è in zona playoff e vuole cercare di ottenere una vittoria prestigiosa proprio sul finire di questo girone, al Giro di Boa, insomma una gara tutta da seguire. Bene, il Gonars che prova ad uscire dalla sua metà campo, ce la fa, lancio lungo di Zienna, riesce a pescare il numero 7 Gasparin che cade a terra, ha già rosso in mano l'arbitro, e quindi Reanese in 10. Trevisanato adesso col destro, bella la traiettoria, pallone fuori però, il Reanese deve vincere per naturalmente restare prima al comando, altrimenti dovrebbe aspettare il risultato domani del Diana. Gasparin non aggancia ma non riesce nemmeno ad andare a tiro col sinistro, preferisce crossare. Basso, Gonars 1 Reanese 0, infilata l'Arenese, Gasparin per Basso e poi è un gioco da ragazzi col piatto destro fare gol. Attenzione però, subito Reanese in area, non riesce lo stop, l'aggancio e poi la girata, bella la girata di Guanello, ma bella la risposta di Dose che mette in angolo. Non trova varchi la squadra di Peressotti, pallone al limite dell'area, cerca la giocata Guanella, viene esteso da Carducci che è già ammonito ed è ristabilita la parità numerica, anche il Gonars in 10, il fallo di Carducci al limite dell'area, cade a terra Guanello che se l'è procurato con grande capacità questo calcio di punizione. Ma adesso c'è un calcio d'angolo per l'Areanese sul primo palo, la girata sotto porto di Mazzone, poi resta lì Voltan, il Gonars si salva, Areanese vicino al pareggio. Attenzione, non se la sente di calciare
Nadalutti allarga il gioco per Fiorino dentro l'area di rigore, l'Arenese sinistro debole e Dose con estrema facilità recupera palla. Adesso Wanello, che bella palla, e non riesce a raggiungerla. Nadalutti mette in angolo, Livio è qua davvero vicinissimo, a un passo Nadalutti dal pallone del pareggio. Reanese che non il piglio giusto, la giocata giusta per riprendersi questa gara che il Gonars ha interpretato benissimo nel primo tempo, tocca dire molto bene anche nella ripresa. Attenzione adesso a Gasparin, 3 migliori in campo, come detto, la sua giocata, apertura per Basso, altro giocatore che ha fatto molto bene oggi. Basso in area, vuole metterla al centro, la deviazione sotto porta di Menazzi sarà rimessa dal fondo. Ha vinto il Gonars, ha vinto una gara importante, Mister Furlan guarda più da vicino l'Arenese, è in piena zona playoff, è un grande girone di andata per il Gonars, è un grande girone di andata anche quello dell'Arenese, e abbiamo visto due protagoniste che saranno sicuramente protagoniste fino alla fine di questo campionato di prima categoria, girone B. Io dico che oggi forse è stata l'unica partita che ho visto due squadre di categoria superiore. Faccio i complimenti al Gonars perché ha vinto e non ha rubato niente. Faccio i complimenti ai miei perché hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto. Quindi c'è anche il Gonars per vincere questo campionato. Sì, beh, il Gonars che ho visto oggi, ma sinceramente contro di noi le vedo tutte una buona squadra, perché sì, è facile dire che noi usciamo con la palla dal portiere, con la palla bassa, è facile venire a giocare contro di noi. Però oggi il Gonars ho visto anche imporre qualcosa, perciò... Soprattutto i primi 20-25 minuti del primo tempo. Mi ricordo, dopo 8 minuti eravamo senza un uomo, no? È una cosa che non so se era poi tanto giusta quell'espulsione. Da rivedere. Da rivedere, possiamo rivedere tante cose, ma Natale non facciamo polemiche. Io dico che sono contento per quello che le due squadre hanno fatto. Se poi devo pensare solo alla mia, sono sereno perché hanno dato quello che dovevano. Ripeto che noi non siamo partiti, perché si dice sempre che l'Arenese è partita per vice campionato, ma se andiamo a vedere tutti gli articoli all'inizio della stagione non mi sembra che l'Arenese era una squadra che aveva fatto mercato o cosa. Noi continuiamo ad allenarci con le metodologie che a me piacciono, e su questo voglio ringraziare anche Carlo Del Fabbro e Alberto Chittero che mi stanno dando una mano, soprattutto Carlo, e continuiamo per la nostra strada. E oggi è stata una strada che mi ha fatto un piacere vedere questa partita qua. Faccio i complimenti a noi, agli avversari e a tutto l'insieme. Una gran partita di Basso, diciamo una vittoria questa per voi importantissima. Restate in piena zona playoff, ma a questo punto potete guardare anche il primato? Abbiamo riaperto il campionato, ho avuto la fortuna di fare gol, vediamo in futuro, c'è ancora il girone di ritorno da giocare, abbiamo le carte in regola per poter far bene, per poter ambire, io dico, ancora ai playoff. Poi se si fa bene, se si continua a fare bene, possiamo toglierci tante soddisfazioni. Due squadre secondo me di una categoria superiore, come ha detto il mitico Pitti, e due squadre che ad ora secondo me offrono il miglior calcio che c'è in categoria e che sicuramente faranno bene anche un girone di ritorno se hanno questa voglia, se hanno questa fame di imporre il proprio gioco. Io personalmente sono molto soddisfatto, mi sto togliendo delle grosse soddisfazioni perché io a inizio anno ero fermo, non avevo squadra, ho scommesso su di me, sono sceso di categoria e per ora la mia voglia, la mia voglia di lavorare mi sta premiando. Poi sì, assolutamente c'è il lavoro di una squadra che gioca per me, che lavora per me e posso essere solo che contento. Promozione Girone B e lo Zaule campione d'inverno, come sottolinea nel punto il Gazzettino. Zaule che vince e approfitta del pareggio del Vesna sul campo del Tor Viscosa, un Tor Viscosa che ci prova, dice il Messaggero Veneto, ma sbatte contro l'arbitro. Questa è la lettura
del Messaggero Veneto, perché dice fa discutere un rigore non concesso nel primo tempo per un fallo subuso. Cercheremo di vedere, chiarire con le immagini. Riparte lentamente, dice il Messaggero, invece l'Oltre, effettivamente un'occasione sprecata anche con Ronchi, uno 0-0 che dimostra che quest'Oltre di Cenci sul finale si è un po' spenta, per così dire, dopo l'ottimo inizio. E la classifica infatti possiamo vederla quindi con lo Zaule campione d'inverno, c'è il Vesna, poi c'è la Juventina sempre più trascinata da Giolo, decisivo anche nella vittoria col Trieste. Calcio, c'è un San Giovanni che sta sorprendendo, sta facendo benissimo da neopromossa, e lì c'è anche il Tor Viscosa che cerca di restare in zona playoff, vede ancora distante il primato. È un Tor Viscosa che, dice il Gazzettino, che non decolla ancora, vince poi pareggia, alterna troppi risultati per essere protagonista di questa categoria. Il Vesna invece comunque guadagna un punto importante su un campo difficile. L'Oltre è fuori dai playoff, quindi dopo un girone d'andata come sorpresa, però alla fine dei conti non riesce ad entrare nei playoff, ma c'è tutto un ritorno da giocare. Pareggio con questo Ronchi, che invece è in piena zona playout insieme a Terzo e Pro Romance. Queste squadre sono sempre più nettamente inguaiate, e poi se la giocheranno Sevegliano, Valnatisone e Pro Cervignano per quell'ultimo posto libero per la salvezza diretta. Ma prima di andare a vedere le immagini anche delle squadre che lottano appunto più propriamente per la salvezza in campionato, come il Cervignano, ci concentriamo sulle protagoniste dell'alta classifica. Allora quest'Oltre che pareggia e non riparte contro il Ronchi, e altro pareggio, e quindi ci vediamo 2-0-0, partiamo un po' parchi di gol, vediamo il pareggio 0-0 tra Tor Viscosa e Vesna, ma una bella partita, le immagini. Un saluto agli amici di FVG Sport Channel. Pareggio senza reti in casa dell'Oltre nell'ultima partita di questo 2013. Il Ronchi strappa un prezioso punto ai padroni di casa in chiave salvezza, quindi ripercorriamo con ordine le azioni del match. Primo tempo magro di occasioni, le squadre giocano in modo lezioso, poco incisivo, arrivando ben poche volte alla conclusione. Alla mezz'ora è Zanier dell'Oltre che, finalmente chiamato in causa, neutralizza una punizione centralissima del numero 7 avversario. Pochi minuti dopo la situazione si ribalta ed è la compagine arancio a tentare il colpaccio, con la sfera che da calcio d'angolo attraversa tutta l'area ma senza individuare il fortunato aggancio. Termina così senza sussulti la prima frazione di gara. Stasi. È invece l'inizio della ripresa a portare qualche movimento in campo, a partire dall'espulsione al 15° del numero 7 Bianco Amaranto. In successione quindi inizia l'impresa del Ronchi e il tentativo disperato dei padroni di casa di arrivare in porta con geometrie che però non impensieriscono il numero 1 Sandrigo. Al 30° Predan dal fondo mette in mezzo per servire Bois, che calcia senza convinzione. Sul finire la gara viene poi, si può proprio dire, salvata da Zanier dell'Oltre, che chiude bene l'angolo basso della porta e dice no ad una sconfitta in extremis. Nel complesso, risultato giusto in una domenica avara di spettacolo. Con le immagini di Maria Luisa Bertogna andiamo a vederci lo 0-0 tra Tor Viscosa e Vesna, subito pericoloso il Tor Viscosa con questo tentativo da fuori, ben controllato però da Carli. Poi siamo già dall'altra parte, Muyesan che prova ad andarsene via in dribbling, siamo al vertice sinistro dell'area di rigore, poi contro dribbling ancora, alla fine non succederà niente in questa azione, non riuscirà Muyesan ad apportare il pericolo alla porta del Vesna che poi reagirà, e anzi Tor Viscosa che poi reagirà e reclamerà un calcio di rigore. Andiamo a rivedere questa azione, il contatto in area di rigore su Paolini. Non ci sentiamo in grado in questo caso di giudicare, i due giocatori si strattonano, sembra si strattonino a vicenda, e allora però il Tor Viscosa che ci prova con la discesa di Veneruzza, il pallone dentro che non ci arriva per un soffio il suo compagno di squadra all'altezza del dischetto del rigore. Grande occasione poi per il Vesna, l'assist di Dragosavljevic, il destro di Muyesan, la grande parata, la grande risposta di Buso
e di nuovo però Troviscosa, siamo da una parte all'altra, sulla destra la discesa di Mazzaro, il pallone dentro, la respinta alla fine del portiere o del Vesna, ancora Troviscosa ci prova anche in rovesciata la squadra di Carpin, vediamo il bel gesto atletico, pallone che però sfiora il palo e finisce sul fondo, non entra il tentativo in rovesciata che però merita l'onore di un replay, ci proverà anche di testa il Troviscosa con il cross che spiove dalla sinistra, il colpo di testa però è debole, viene rimpallato praticamente sulla linea di porta, troppo debole il colpo di testa. Con le immagini andiamo allora al secondo tempo con Godeas che andrà a rubare un pallone su una grave ingenuità difensiva del Vesna, Godeas che però poi si fa ipnotizzare da Carli che gli prende il pallone, punizione poi per il Troviscosa, anzi per il Vesna, che non sortirà assolutamente nessun effetto. È una grande occasione invece questa, Dragosavljevic si presenta da solo davanti a Buso che però riesce a metterci i guantoni poi sul controcross, il colpo di testa finirà alto, però è una grande occasione per il Vesna, sempre Vesna nella ripresa gioca meglio la squadra di Zanuttic, qui c'è un errore però di Buso che alla fine lancia Mujesan, alla fine si riscatta il portiere del Troviscosa parando il tiro di Mujesan. Siamo dall'altra parte, si rivede anche il Troviscosa, qui esce di testa Carli, ci saranno grandi proteste da parte del Troviscosa, vedevano un fallo di mano gli uomini di Carpin, in realtà il nostro replay ci mostra come il portiere del Vesna sia uscito in realtà di testa, le proteste quindi in questo caso sono nulle. L'ultima occasione ce l'avrà proprio il Troviscosa con Turchetti che arriverà al limite dell'area con il sinistro, la parata e si rimane sempre sullo 0-0. E restiamo quindi in promozione girone B con questo girone d'andata che si chiude e dicevamo guardiamo la zona salvezza. Isonzo retrocederebbe ai play-out, Pro Romance terzo, Ronchi e sarebbe spareggio tra Sevegliano e Valnatisone. Sevegliano che è riuscita a strappare un punto alla Torreanese, una Torreanese che poi ha pareggiato sul finale al 48esimo, evitando una beffa, come dice il Messaggero Veneto. In una situazione di classifica negativa c'è poi resta il terzo invece che ha perso nettamente con la San Giorgina, gli è bastato un tempo questa San Giorgina per mettere tutto in chiaro e con i suoi 22 punti è nel limbo, è nella zona tranquilla della promozione girone B ed è una San Giorgina senza pietà, il terzo incassa il poker. Vedremo le immagini, come vedremo le immagini del Cervignano che con Antonutti e Braidotti, stiamo leggendo il Gazzettino, sfata il tabù del successo casalingo, ritrova la vittoria che mancava da quasi 18 mesi. E allora i gol della San Giorgina e la vittoria casalinga finalmente proprio sul finire del 2013 del Cervignano. All'ultima chance torna a vincere in casa, vediamo. Ringraziamo la Pro Cervignano per le immagini prenatalizie e vediamo la vittoria proprio della Pro Cervignano contro l'altra Pro, la Pro Romance, punti fondamentali per i padroni di casa che girano quindi alla fine del girone di andata a quota 18 punti prendendosi questi 3 punti fondamentali, pronti via subito l'1-0, il corner di Pavan, il pallone che arriva sul secondo palo, arriva Antonutti per l'1-0 della Pro Cervignano, siamo appena al quarto minuto del primo tempo, l'esultanza dei ragazzi di Sandrine, qui rivediamo quasi con il tacco Antonutti che mette dentro l'1-0 per la Pro, la reazione immediata della Pro Romance con questo calcio di punizione di Milocco, bellissimo, centimetri, solo centimetri a dire di no, ancora Pro Romance, azione insistita, alla fine arriva Cecon, il pallone che viene deviato, finisce alto sulla traversa solamente in calcio d'angolo, si rivede la Pro Cervignano con la discesa di Pavan, dentro il pallone per Braidotti che però alla fine viene fermato dalla difesa della Pro Romance, va via bene però in contropiede la Pro Cervignano con l'asse ancora Pavan per Braidotti, questa volta il numero 10 della Pro Cervignano riesce a calciare, lo fa però in modo debole e facile per il portiere della Pro Romance che poi si rivede ancora con questa discesa di Liani che si fa praticamente tutto il campo con la palla incollata al sinistro, arriva il pallone sul secondo palo per Isinotto e Saranovic esce a bomba e dice di no al numero 11 della Pro Romance, occasionissima per il pareggio in apertura di secondo tempo, però altro che pareggio, arriva la perla di Braidotti, pallone a baciare il palo
palo e poi in gol, punizione meravigliosa per il 2-0 della Pro Cervignano, che colpisce in apertura di primo e in apertura di secondo tempo. Questa volta siamo addirittura al secondo minuto, gol meraviglioso di Braidotti. L'ultima occasione ce l'avrà la Pro Romance, sarà invece un'occasione per Saranovic di esaltarsi. Grandissima parata del portiere della Pro Cervignano, che vale il 2-0, vale la vittoria prima di Natale. Riprese a cura della San Giorgina, il dopo Ietri da queste parti si chiama Kojanec. Le sue giocate fanno la differenza contro un terzo nettamente inferiore alla squadra di casa, che passa in vantaggio dopo 11 minuti. Coppino prolunga di testa, Kojanec fa partire questo diagonale sinistro dove Fedel non è certo perfetto, ma da apprezzare la precisione dell'attaccante. Si abbraccia con i suoi compagni e con Coppino, già diventato uomo spogliatoio di questa squadra. Rivediamo la giocata di Kojanec, perfetto, quasi un colpo da biliardo all'angolino, e ci riprova poco dopo, ancora servito in profondità, stavolta va a lambire il palo. Kojanec protagonista, ma attenzione a questa grandissima giocata direttamente dal rilancio del portiere Flebus, ancora una sponda di testa e arriva Kojanec con questo gesto acrobatico col destro, un gol bellissimo. E sentite cosa dicono in tribuna a San Giorgio, dopo aver visto una giocata di tale bellezza che merita davvero il replay. Ma adesso occhio al pubblico, che ha una frecciata per il suo ex attaccante. Il riferimento è a Ietri e insomma meglio di Fauldis, la San Giorgina, che in promozione vince nettamente con un terzo troppo debole, con le fantastiche giocate di Kojanec, e a dimostrazione di questo terzo in difficoltà ne sia prova questo gol di Foghini, che può davvero affondare senza problemi, facile poi deposita in rete questo pallone a vuoto, l'uscita di Fedel. Foghini fa 3-0. Praticamente nel primo tempo la San Giorgina archivia la pratica e potrebbe segnare anche il quarto gol. Stavolta Fedel ha riflesso giusto sul colpo di testa di Coppino, che troverà la sua prima rete con la maglia della San Giorgina nella ripresa. Poche le occasioni davvero oltre ai gol, ma è quello che basta per i padroni di casa. Nella ripresa cambi ed occasioni supate. E sul finale arriva il calcio di rigore concesso da Djurdjevic di Trieste per questo fallo in area. Dal dischetto si presenta Coppino, che spiazza Fedel, come vedremo, per il gol del 4-0 e la vittoria della San Giorgina, che chiude un buon girone di andata. Promozione Girone A, subito il punto del Gazzettino, Viola al comando e il Torre a vincere questa prima corsa al titolo campione d'inverno. Il Torre a 34 punti. Questa promozione Girone A è dei Viola, non è del Cordenons come tanti si aspettavano, un Cordenons che è calato tantissimo. Attenzione, in casa Cordenons potrebbero esserci dei cambi anche di panchina, rischia anche Franco Martin in virtù di un dicembre, fine novembre-dicembre, con pochissime soddisfazioni e soprattutto pochi punti. Sì, secondo 31, ma la rimonta del Torre è evidente. Un Torre capolista che in una categoria che resta francamente però equilibrata. Tutto può succedere per quanto riguarda i playoff. Al giro di boa ci sono Cordenons, Porcia, Flaibano e Prata che rientra, visto lo stop del Bannia col Caporiacco, e soprattutto rientra, possiamo vedere il gol, grazie alla vittoria sul Fagagna, un gol prezioso, quello messo a segno da Enrico Lomanto. Ci pensa lui a decidere questa sfida importantissima. Prata che sale a 25 punti in classifica, con la rete di Lomanto ritrova i playoff. Questa vittoria, dicevamo, importante, il Prata che avvicina anche sul Flaibano, battuto da un Legnano sorprendente. Pensate, Flaborea
oggi sarebbe tranquillamente salvo, addirittura sulla parte sinistra della classifica. Insomma, da quando ha preso il Lignano è molto molto più tranquillo. E dicevamo, soprattutto il Prata ha superato, ha allungato sul Fagagna e superato anche il Bannia che ha perso contro quel Caporiacco, protagonista assoluto con Lorenzo Berlasso in panchina. È già la seconda vittoria consecutiva casalinga. E vediamo allora il servizio. Con un grazie a Vanessa Narduzzi andiamo a vederci le immagini di Caporiacco Bannia. Parte subito forte il Bannia con Nerlati che arriva a un passo dal gol, alla fine si fa respingere, si fa anticipare il suo tentativo. Grande reazione del Caporiacco, poi la punizione di Dalla Torre, palo pieno, il portiere, in questo caso Grispan, era assolutamente battuto, partito in ritardo, il numero 1 del Bannia, palo pieno, arriva il gol però meritato per la squadra di Berlasso, lo segna così Pascolo per l'1-0 degli uomini con la maglia rossa in anticipo. Pascolo in questo caso su Visentin segna l'1-0 per il Caporiacco, 1-0 che potrebbe subito diventare 2-0. Il tocco di Biasucci però con Grispan in uscita è troppo debole, non arriva praticamente nemmeno in porta. Incredibile occasione poi per il Bannia, ancora Nerlati ci prova 2 volte, la prima volta è bravissimo dall'arco, la seconda volta arriva un salvataggio sulla linea, occasione però da rivedere per il Bannia, praticamente a colpo sicuro il secondo sinistro di Nerlati. Il secondo tempo invece che si apre subito con il 2-0 del Caporiacco. Questo è un errore però di Grispan, ci arriva Biasucci che da 2 metri di testa mette il pallone in gol. Questo però è un errore bello e buono, come dicevamo, del numero 1 del Bannia che non trattiene un pallone facile, lo regala praticamente un cioccolatino per Biasucci. Da quel momento inizia un'altra partita, la punizione di Marangon, il colpo di testa al centro dell'area, la parata di Dallarche, il Bannia che proverà in tutti i modi almeno ad accorciare le distanze. Qui ci prova anche con un'azione un po' confusa che alla fine si risolverà con un pallone che danza al limite dell'area, se lo prenderà in braccio Dallarche, il Bannia che alla fine il suo gol lo troverà, e lo troverà con il suo uomo migliore in campo, con un Nerlati. Siamo però ormai già al 90esimo, troppo tardi, è arrivata la reazione degli uomini di Geremia con questo gol di Nerlati. Questa volta non può arrivarci il portiere Dallarche del Caporiacco che aveva parato tutto. Caporiacco che allora può godersi un gran bel Natale, prende il suo 12° punto. Oggi la salvezza sì è ancora lontana, però non è più un sogno. Continuiamo con la promozione Girone A, dovrebbe giocarsi play-out la neopromossa Camino, ma continua a fare punti preziosi la squadra di Temporini. Dopo i 3 punti col Porcia strappa un prezioso punto anche col Cordenons che perde un colpo, dice il Messaggero Veneto. Ci pensa Mainardis a salvare il Camino con il suo gol nella ripresa su calcio di rigore. Punti d'oro per il Camino, punti persi invece per il Cordenons, anche perché il Torre è sempre più solo al comando, come dice il Messaggero Veneto. Tutto un girone di ritorno che sarà a nostro avviso davvero decisivo, tutto da vivere in promozione Girone A, perché bisogna decidere il primato, ma bisogna decidere anche la corsa play-off. Ci sono Cordenons, Porcia, Fleibano, Prata, Bannia, Fagagna, tutte squadre che possono entrare ed uscire da questa zona che permetterebbe di giocarsi l'eccellenza. Vuole entrarci ad ogni costo il Brian, che come sapete è stato protagonista assoluto del mercato e forse in serbo ancora un colpo in difesa, ma intanto il Porcia nel recupero acciuffa la squadra di Precenicco, come dice il Messaggero Veneto. Il gol su calcio di rigore al 49esimo è una beffa, come dice nei commenti Nerino Barel, che si gode però il neoacquisto Araboni, che vediamo anche in foto ai tempi della Triestina. È suo il gol che porta in vantaggio il Brian. Araboni sarà protagonista questa settimana nella nostra rubrica del giovedì alle 20 in onda tutto campo con Dodo Sport, dove conosciamo i personaggi del calcio dilettante. Ci sarà proprio Araboni che può esordire con la maglia bianco-azzurra subito con un gol, ma non basta per per chiudere bene questo 2013 del Brian, che l'ha vista sorridere davvero poche volte. Il pareggio quindi tra Porcia
Porcia e Brian, e poi il pareggio invece tra Cordenons e Camino. Sono queste le due sfide che vi proponiamo adesso. E con un grazie al grande Mirko Fadelli del Porcia, le immagini proprio di Porcia Brian, siamo in promozione solo 1-1 per i ragazzi di Da Pieve. Comincia in avanti il Brian con questo destro di Araboni, ex UFM, appena arrivato Araboni. Vedremo come si presenterà ai suoi nuovi tifosi del Brian. Clamorosa poi l'occasione del Porcia con la grandissima parata di Zanier che salva il risultato. Qui ancora Araboni con il suo destro, questa volta finisce alto, calibra male Araboni, ancora Brian, la punizione di Romito, questa volta si salva Perissinotto con i pugni, ancora un tentativo del Brian, questa volta di testa, finisce alto il pallone con il primo tempo che se ne va così, il secondo tempo che si apre invece all'insegna del Porcia e si aprirà all'insegna di Zanier. Questa è una parata non difficile sulla destra, va a terra il portiere del Brian, ancora una volta Porcia, questa volta va addirittura in gol la squadra di Da Pieve. In realtà però l'arbitro fischia un fallo, alza il braccio sinistro l'arbitro della partita che è Marangoni di Udine, e allora Brian che si fa vedere in avanti, si fa vedere in questo modo con Araboni, il primo gol con la maglia del Brian, il controllo e poi il destro immediato a fil di palo, non può fare assolutamente nulla per il Sinotto, il vantaggio del Brian con l'assist di Dormisci. Brian, anzi Porcia, che vede anche l'espulsione, l'allontanamento del proprio allenatore, del Tita Da Pieve, le proteste gli costano caro, costa caro invece il secondo giallo ai danni del giocatore del Brian, Maiello. Quindi Brian in 10 uomini, sventolato, il rosso sotto il naso a Maiello, e Porcia che allora ci prova. Qui c'è la parata di Zanier, la doppia parata di Zanier, miracoloso il portiere del Brian che qui letteralmente salva la sua porta. Da vicino ci aveva provato Francescut, e poi qui c'è l'occasione che deciderà la partita con la doppia parata di Zanier, che però non serve perché c'è il calcio di rigore dal dischetto. Va Gaiarin, siamo al 94esimo, Gaiarin spiazza Zanier, il pareggio del Porcia, l'1-1 della squadra di Tita Da Pieve, senza Tita Da Pieve che era stato espulso dopo il gol del vantaggio del Brian. Porcia incredibilmente che rischierà addirittura di vincere. Qui serve il miglior Zanier per dire di no alla squadra di Da Pieve, che va vicinissima al clamoroso gol del 2-1, gol che non arriverà. Rivediamo la parata distinto, bellissima sulla linea di porta di Zanier. Finisce 1-1 tra Porcia e Brian. Un grazie al Camino per queste immagini in trasferta della squadra del presidente Pellegrini col Cordenons. Per un problema tecnico non possiamo mostrarvi il servizio completo, ma riusciamo a farvi vedere gli episodi chiave della partita, come questo che vede il Cordenons passare in vantaggio. Sacher batte velocemente una punizione, Violo anticipa Breda, in pallonetto di sinistro mette in rete. Il gol nella ripresa del pareggio del Camino nasce da un fallo di mano in area. Rivediamo l'azione, Casco prova la conclusione, vediamo la giocata del giocatore del Camino, la respinta del portiere, e poi questo braccio in area visto da De Prato di Udine che indica subito il dischetto. Mainardis non fallirà spiazzando Como 1-1, e poi nella ripresa altro fallo di mano visto dall'arbitro, stavolta è sfortunato Giacometti, però dal dischetto Sacher colpisce in pieno la traversa. Il Cordenons chiude l'annata con il secondo posto, ma un calo fisico e di risultati netto. Per il Camino punti sorprendenti. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Fino a Natale saremo aperti tutte le domeniche e anche le prime 2 domeniche di gennaio in occasione dei saldi.
perché Dodo Sport non è solo calcio, non è solo abbigliamento per l'informale, l'uomo e per la donna, ma è anche sport ricercato per, come dire, stare in relax sempre con stile. Chi viene da noi e dice ti vestiamo a tutto campo ha lo sconto del 20% sui suoi acquisti qua da noi. Il campionato di Serie D è durissimo. La favorita, però è difficile indicare una favorita. Si capisce da poco che quella è l'annata giusta. Sicuramente arriveranno tra le prime 5, tra le prime 6. Si è, secondo me, indebolita il pronostico. L'eccellenza la vince. Crass. Torniamo al calcio giocato con le ultime immagini e il chiosco. Chiudiamo con la promozione, fra poco. Il momento dell'eccellenza, sono 3 punti d'oro, quelli del Cras, come dice il Piccolo, anche senza esaltare, ma intanto sono 3 punti con il gol di Spetic. E la classifica dice che il Cras è vicinissimo al Fontana Fredda, un solo punto li separa, ma comunque nonostante il pareggio a San Luigi, il Fontana Fredda di De Pieri è campione d'inverno, quindi può esultare a questo primo traguardo la squadra rossonera. Vedremo il pareggio di San Luigi, chiude comunque il 2013 in testa all'eccellenza, con un'eccellenza che sembra parlare sempre più una corsa a 2, anche perché frenano ancora San Daniele e Azzanese. Il San Daniele battuto dal Muzza, colpaccio del Muzza, dice il Piccolo, battuto di misura il San Daniele, mentre dicevamo dell'Azzanese perde terreno ancora perché viene sconfitta dalla Manzanese. E il titolo del Gazzettino, gol di Capitan Grion, Manzanese, primo successo interno, l'Azzanese recrimina per l'arbitraggio. E allora, dopo la rassegna stampa, il momento dei gol e delle immagini, come è andata sui campi di Trieste, a Muzza e a San Luigi. Con le immagini girate dal San Luigi andiamo a vedere questo pareggio del Fontana Fredda, campione d'inverno in eccellenza. Rosa Castaldo subito pericoloso, pallone alto, i rossoneri continuano a premere in questo inizio di primo tempo, gran bella azione, palla giocata in profondità da Grotto, ma Rosa Castaldo è in fuorigioco. Attenzione però a questa discesa sulla destra, porta palla Facca al traversone, sul pallone si avventa Roman Del Prete, sempre lui decisivo in area, da grande attaccante al fiuto del gol e nel posto giusto al momento giusto, non può sbagliare. 1-0 Fontana Fredda, che quindi può esultare per questo vantaggio sul sintetico di Trieste del San Luigi che però vuole e deve reagire. Pallone per Gerbini, come sempre tra i più positivi, il suo destro però stavolta è da dimenticare, guarda sconsolato Musolino. Attenzione però, siamo alla ripresa, conclusione da fuori molto bella di Gerbini. Piccolo non trattiene mai in fuorigioco Stipancic, e quindi la sua ribattuta non vale nulla di fatto, gol annullato, ma il San Luigi troverà comunque il pareggio in questa gara con la rete di Giacomo Del Zotto, mentre continua ad attaccare, vedete, con questo affondo di Biazevic, e poi la traversa di Kasseler che meritava sicuramente maggior fortuna in questa occasione. Rivediamo la giocata del numero 11, una finta, poi si allunga il pallone e col destro trova in pieno la traversa nel Gardi, la gioia di un gol che sarebbe stato anche molto bello. E il San Luigi
nella ripresa merita ampiamente il gol, non arriva neanche in questa occasione, arriverà dopo questo affondo sulla sinistra, palla al centro, le immagini non ci aiutano a capire, ma quello che è certo è che Del Zotto, ci scusiamo per la poca qualità di queste immagini, è nel posto giusto per fare 1-1, ma comunque il Fontana Fredda può esultare perché resta primo in eccellenza. È quasi un testacoda tra Muggia e San Daniele in eccellenza e le immagini sono di Rossella Apollonio, ma non tutto va come secondo pronostico. Vediamo, inizia forte il San Daniele con il tentativo dalla distanza para Jugovac e abituatevi a sentire questa frase perché la diremo più di una volta in questa partita. Ancora San Daniele, questo cross invece è il più facile del mondo per il portiere del Muggia, poi il Muggia appunto che si fa vedere la svirgolata, questa è una buona occasione sulla sinistra, Sain parte il suo sinistro, para questa volta Cicutti, siamo da questa parte, poi ancora San Daniele, la punizione di Kersicola questa volta viene ribattuta, il gol del Muggia arriva al 40° del primo tempo, la bomba di Male traversa gol, non può assolutamente farci nulla Cicutti, non lo vede praticamente partire, il tiro è centrale ma è potentissimo, l'esultanza di Male sarà il gol che varrà i 3 punti per il Muggia, il baratro per il San Daniele che non passa certo un bel Natale, ancora su punizione, ancora Kersicola, questa volta para Jugovac, poi vedremo nell'occasione successiva, siamo già nel secondo tempo, reclamerà anche un rigore il San Daniele, l'intervento di Ritter su Ostolidi dice di no, invece l'arbitro qui rigore francamente che ci poteva assolutamente stare. San Daniele che nel secondo tempo proverà in tutti i modi a raggiungere il pareggio, qui un pallone che danza al limite dell'area piccola, alla fine il San Daniele non ce la farà a recuperare questa partita, ci proverà come abbiamo detto in tutti i modi, qui ancora una volta il destro di Kersicola ci mette i pugni, questa volta a Jugovac, ancora un'occasione per il San Daniele, questa volta Kersicola però Stolidi, la gran parata ancora di Jugovac, avevamo detto, ripetiamo molte volte questa frase, poi qui un'azione confusa, questa volta non riesce il San Daniele a guadagnare qualcosa di più di un calcio d'angolo, sempre San Daniele però che con i suoi uomini cerca di ritrovare il pareggio, ci prova anche Nardi, miracoloso questa volta Jugovac, Nardi era praticamente a colpo sicuro, era quasi gol questo del numero 9 del San Daniele, quel quasi ce lo ha messo proprio Jugovac, qui un altro colpo di testa questa volta che finisce alto, si rivedrà però anche il Muggia che non ci sta a soffrire solamente qui un tentativo abbastanza velleitario dalla distanza, facile per Cicutti, è più nitida però l'occasione che avrà pochi minuti dopo la squadra di Potasso con il pallone che finirà in contropiede proprio sui piedi del numero 9 Ramic, arriva di fronte a Cicutti, Ramic si fa intercettare il tiro dal portiere del San Daniele, da rivedere questa azione con Ramic solo davanti al portiere, questa è una gran parata di Cicutti, poi San Daniele ancora per l'ultima occasione, sarà l'occasione finale con Nardi che appoggia all'indietro, c'è il destro, poi ancora Nardi con il sinistro, miracolo, altro miracolo, ultimo miracolo di Jugovac, alla fine il San Daniele non riesce a pareggiare una partita che doveva assolutamente vincere. Continuiamo con le immagini dell'eccellenza che vanno a chiudere questo girone d'andata e vi ricordo che giovedì alle 21 avete visto anche le nostre clip in pubblicità, c'è lo speciale in diretta, il bilancio del girone d'andata con i nostri ospiti, parleremo di tutto quello successo nei campionati dilettanti e ci saranno anche le immagini, i servizi che racconteranno proprio la stagione tramite le immagini, tramite i gol che solo FVG Sport Channel può mostrarvi. L'appuntamento poi con le immagini per il 2014, vi ricordo, il 5 gennaio con la finale di Coppa Italia, Cras Chiosa Cervignano, in diretta da Cervignano, come sempre FVG Sport Channel, per il 3° anno consecutivo con questo servizio innovativo, lo abbiamo fatto per primi e continuiamo a farlo, solo noi in esclusiva. Parleremo vedremo il Cras, vedremo il Chions che ieri ha pareggiato con la Virtus Corno, una sfida che viene riassunta così dal Gazzettino, gara equilibrata. La Virtus Corno manca l'aggancio a Chions, il merito
di averci creduto. Per la Virtus Corno comunque un girone d'andata positivo a 21 punti, il Chionza un po' frenato nelle ultime giornate, cedendo il passo al 13° che è la vera sorpresa del girone di andata dell'eccellenza, con Balzano e Favero, dice il Messaggero Veneto, viene impallinata l'ESM, un 13° che soffre, ma una squadra che sa soffrire, ma soprattutto che ormai dimostra di saper vincere, e come proprio il sottoscritto riassunto nella prima pagina dello Sport del Gazzettino, è il 13°, possiamo vedere nella rubrica La Domenica dei Dilettanti, il 13° è la sorpresa d'inverno. Complimenti ancora, ma noi adesso mostriamo l'unica cosa che non va bene del 13° e che purtroppo non possiamo vedere le sue immagini casalinghe. Qua tiro le orecchie al presidente dopo avergli fatto i complimenti, quindi spero in un ritorno un po' più attento da questo punto di vista del 13°, perché sarebbe bello vedere le immagini di una squadra così capace, così brava qualitativamente. E allora adesso, dicevo, è il momento del Chions, che invece ha frenato contro la Virtus Corno. Vediamo le immagini. Si chiude un 2013 davvero da ricordare per il Chions, la promozione in eccellenza e questo girone di andata da protagonista. È già al riparo questo Chions da neopromossa per quanto riguarda le questioni salvezza, anzi ormai guarda solo a grandi obiettivi e il prossimo appuntamento è il 5 gennaio per la finale di Coppa Italia. Con le riprese di Cesare Daldan visioniamo la gara contro la Virtus Corno e di un Chions che attacca al primo tempo. Qua Simonelli riesce a disinnescare la conclusione col destro di Francescutto, poi ancora Simonelli, la deviazione, una conclusione di Attà che non inquadra la porta. È il Chions che fa la partita e che potrebbe trovare il vantaggio. Ancora un'occasione di testa per Attà, pallone fuori, si dispera. Altra giocata dei ragazzi di Vittore, la palla resta lì, la girata di Candussio, pallone fuori. E siamo nella ripresa. Attenzione a questa azione, Diav, l'affondo, palla al centro, arriva Libri che anticipa il suo marcatore e deposita in rete per il vantaggio al 12° della ripresa della Virtus Corno, che quindi subisce il primo tempo ma poi passa e mette la freccia in una ripresa dove gioca bene e continua a impensierire il Chions con questa conclusione di Diav, ma alla fine arriva il pareggio del Chions. Bolzicco riesce a fermare in un primo momento la conclusione a rete, ma non può nulla lui e nemmeno Simonelli sulla ribattuta di Isteri, che trova così il pareggio. Finirà 1-1 e adesso per il Chions l'appuntamento con la sua storia calcistica è che per il 5 gennaio Cervignano la finale di Coppa Italia. E chiudiamo con l'ultima gara dell'eccellenza che vi mostreremo oggi nel corso della nostra trasmissione, poi via con le 3 gare raccolte invece da Serie D. Sottolineiamo il pareggio tra Gemonese e Rivignano, dove il Gazzettino dice vince il primo, non prenderle, si accontentano Gemonese e Rivignano del punticino 0-0, Rivignano che resta in piena zona play-out, mentre la Gemonese 22 punti è fondamentalmente tranquilla e comoda a metà classifica. Chi invece non sta per nulla comoda in eccellenza è il Charlis Muzzane, quest'anno sempre più in basso, 14 punti, una classifica che non è mai decollata, mentre Tomei comincia a far camminare questo Lumignacco a 21 punti, si allontana un po' dalla zona play-out, e Verrillo il più lesto, dice il Messaggero, Lumignacco va. Lumignacco invece, dice il Gazzettino, Lumignacco vincono gli ex Caruso crossa, Verrillo segna, il Cerlins invece fallisce un calcio di rigore con Gropp. È davvero un incubo questa stagione senza i gol del Bomber, con una squadra che fatica sempre più, nemmeno con Esposito sembra esserci la cura. Adesso un mese di lavoro e poi assolutamente anche l'allenatore dovrà dare le risposte ad una piazza che sta faticando davvero troppo. Invece il Lumignacco si gode una vittoria preziosa, il servizio di Matteo Sabadini. È una sfida per la zona retrocessione, quella tra il Charlins Muzzane e il Lumignacco. Sono rispettivamente quintultima e quartultima in classifica con 4 punti che li separa.
Partita che inizia bene. Dopo 2 minuti è Gropp che crea la prima minaccia per la difesa ospite con un tiro dal limite dell'area, ma che Bon para a terra senza problemi. 2 minuti dopo, pronta risposta del Lumignacco con Verrillo che da ottima posizione sugli sviluppi di un calcio piazzato tira troppo centrale per impensierire il portiere di casa. Con il passare del tempo le due squadre rallentano e l'unica altra occasione di nota del primo tempo è un tiro di Fuscello che termina sull'esterno della rete. Il secondo tempo inizia subito con un attacco dei padroni di casa. Battistin mette giù un pallone al limite e in girata con il destro va a sfiorare il palo per quello che sarebbe stato il gol della domenica. Come nel primo tempo, botta e risposta e sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Fasano del Lumignacco che sul primo palo sfiora il gol con un bel colpo di testa. Al 13° della ripresa l'arbitro fischia un rigore per il Charlis Muzzane. Penalty che in realtà sembra piuttosto generoso per questo atterramento. Dagli 11 metri si presenta Gropp. Tiro centrale che il portiere para a terra. Insomma, un brutto rigore del numero 9 di casa che viene sostituito poco dopo. Al 30° calcio d'angolo del Lumignacco. Del tatto. Tocca dietro per Verrillo che in girata batte Rossi. Gran bel gol del numero 11 ospite che festeggia con una corsa sotto la tribuna e soprattutto sblocca il risultato 1-0. Al 44° i padroni di casa provano a riaprire la partita con un bel tiro del subentrato Maccagnan, ma la palla si stampa sulla traversa. Al 47° il Lumignacco vola, ma Del Riccio incredibilmente colpisce il palo a tu per tu con l'estremo difensore. Insomma, finisce così, con una vittoria di misura del Lumignacco, che crea il vuoto dietro di sé proprio sul Charlins Muzzane, che ora si trova a ben 7 punti dalla salvezza. È il momento della Serie D, dopo aver visto le immagini dalla prima categoria fino all'eccellenza, chiudiamo con l'interregionale, chiudiamo sottolineando la preziosa vittoria del Monfalcone e un guizzo di Lionetti, dice il piccolo, che regala al Monfalcone 3 punti, salvezza. Appena arrivato il bomber ex San Luigi, subito a segno, subito il suo timbro per questa vittoria davvero preziosa. Nel dopo partita Brugnolo dice respiriamo, ma è ancora dura. Certo, è una stagione dove bisogna soffrire, ma con un mister certezza come Zoratti, una squadra con il cuore giusto, ma anche la qualità adesso ha trovato la strada per cercare di raggiungere la salvezza in Serie D. E comunque un Monfalcone che merita i complimenti, e un Monfalcone che vince una gara importantissima, mentre la Triestina, dice il piccolo, fa Arachiri con questo pari con il Trissino, segna Godeas, poi un errore di P. Mazzoni regala l'1-1 Caraccio. Rossito nel dopo partita dice comunque a questo punto io me lo tengo stretto, la verità è che alla fine dei conti è una classifica, quella della Triestina quest'anno in Serie D, che non è mai decollato, anno di transizione, anno di rodaggio in Serie D, bisogna accontentarsi per forza, non ci sono altre alternative, i servizi proprio di queste due gare, via. C'è Marchetti al limite dell'area di rigore. Marchetti prova con il destro, Del Mestre con i pugni. Sessolo mette questo pallone nell'area di rigore, arriva il rinvio, poi c'è il colpo di testa anche di Wagner verso Godeas con il sinistro. Ancora Denis Godeas per portare avanti la Triestina. Poi dentro Zetto, Monti non c'è arrivato. Ha perso palla Pimazzoni, è solo Caraccio con il sinistro. Il pareggio del Trissino è 1-1. Ancora Godeas che apre sulla destra per Monti. Monti prova anche con il sinistro, pallone alto. Poi Wagner dentro per Sessolo, il pallone deviato, finisce in calcio d'angolo. Va dalla bandierina Wagner, pallone che spiove sul secondo palo, una mischia, pallone che resta lì, non lo prende alla fine nessuno, è ancora buono per la Triestina, poi finisce ancora in calcio d'angolo. UFM per riprendere il cammino, salvezza al Boito in casa contro il Mezzo Corona. Arriveranno 3 punti preziosissimi per la propria classifica. Contento esce, ferma questa prima iniziativa del Mezzo Corona in un primo tempo dove l'UFM a farsi preferire, attenta dietro e poi molto pericolosa con le ripartenze del solito, incredibile a campo, salta un avversario, ne salta un altro, va via in velocità, poi però sbaglia col destro
il diagonale non va a buon fine, sarebbe stato un altro gol magico dopo quello col draw, molto simile l'azione. Attenzione ancora all'UFM, fascia a sinistra, Missio, la fondo, viene atterrato, no, secondo l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore e addirittura c'è l'ammonizione per Missio, per simulazione. Ma è ancora l'UFM che gioca, che ha grinta, che ha voglia di vincere, si vede. Lionetti, appena arrivato dal mercato di dicembre, si fa vedere con un sinistro che finisce fuori. Poi bella azione, Martinčić poi sponda di Acampora e qua Zomer è decisivo proprio su Lionetti, riflesso, fantastico, sempre 0-0. Altra giocata di Martinčić, Miraglia mette al centro ma è ben piazzata stavolta a difesa del mezzo Corona. Ripresa, attenzione ai trentini, c'è l'occasione per il gol del vantaggio, Barbetti incredibilmente mette alto, la passa liscia al Monfalcone che poi troverà questo calcio di punizione. In pratica è l'episodio decisivo, siamo al 27esimo, sul punto di battuta c'è Acampora, pallone messo al centro, nessuno interviene ma c'è Lionetti che mette in rete 1-0, subito decisivo, subito sua Monfalcone, il bomber c'è e sigla un gol importantissimo. Certo, difesa da rivedere quello del mezzo Corona, incredibilmente ferma, il marcatore si dimentica di contrastare Lionetti che ad un passo non deve far altro che mettere dentro col destro, poi Crampi per lui, esce subito decisivo, subito grande gara e grazie a Lionetti che l'UFM vince questa sfida a salvezza contro il mezzo Corona. E la classifica sorride in un 2013 da grande protagonista. L'UFM Acampora qua sbaglia ancora col sinistro, un diagonale, un grande 2013 dicevamo, perché è arrivata la promozione in questa Serie D che ormai conosce e la sta interpretando da grande squadra. E adesso sentiamo le parole di Zoratti a fine gara. Partita sicuramente difficile, perché anche se affrontavamo una squadra che aveva pochi punti più di noi e che oggi fortunatamente l'abbiamo superata, però abbiamo avuto una settimana difficilissima per quanto riguarda allenamenti con giocatori che non si sono allenati. Acampora ha fatto allenamento martedì, qualcuno, Lestani, Miraglia e Cussi, che hanno cominciato giovedì ad allenarsi un po', tanti piccoli problemi, però è stata una vittoria credo meritata, perché con le occasioni che abbiamo avuto sicuramente meritata. Abbiamo sofferto la fine, come è normale soffrire, però complimenti complimenti a tutti i ragazzi, perché hanno dato l'anima per riuscire a ottenere 3 punti fondamentali per proseguire con un po' di tranquillità e serenità. E poi per quanto riguarda il gol, fiducia per Lionetti, sono contento per lui perché è un ragazzo straordinario dal punto di vista umano, un ragazzo giovane che ha tanta voglia di imparare, ha tanta voglia di lottare, che ha dato un grande contributo e anche dal punto di vista fisico in mezzo all'area si sente, quindi ne trarrà vantaggio sicuramente Acampora vicino a lui, ma anche un po' tutti i compagni. Ha fatto un gol che valgono 3 punti e questo anche per tutta la squadra chiaramente è stata una cosa più che positiva. Domani il riassunto della Serie D con A Tutto Campo, conduce Marco Gruzzi come sempre il martedì alle ore 20, ultima puntata dell'anno, il riassunto di quello che è successo ieri, ma poi soprattutto ci sarà uno speciale dal De Marchi con l'intervista, il bilancio di un anno di calcio a Pordenone con il presidente Mauro Lovisa, e una Serie D che parla di un Tamai sempre più in crisi, si ferma contro un palo, dice il Gazzettino, proprio sul finale poteva arrivare il 3-3, non basta la doppietta di Furlan, troppi gli errori in difesa e adesso il Tamai è sempre più in difficoltà con i suoi 14 punti in classifica. E attenzione, potrebbero esserci novità in casa Tamai, soprattutto per quanto riguarda la rosa, potrebbero esserci dei tagli e qualche nuovo arrivo, sicuramente qualcosa accadrà nelle prossime settimane. Peggio in classifica sta San Vitese con i 12 punti, non si prende i complimenti Muzzin ma non i punti, e questo sicuramente non aiuta. Una San Vitese che comunque ha dimostrato di esserci, è riuscita a tenere testa, non ha creato praticamente occasioni ma ha tenuto testa al Pordenone, per poco non riusciva a pareggiare, ma d'altronde c'è Ibra Zubin che decide il derby, dice il Gazzettino. Infatti sempre più
questo Zubin sempre più alla Ibrahimovic, nel senso decisivo, risolutore, che in questa categoria fa nettamente la differenza. Una doppietta su rigore, un rigore forse generoso, quello di Oliveira, dato ad Oliveira, ma tant'è, il Pordenone vince e soprattutto guadagna il primo posto in classifica solitario, come avevamo titolato ieri. Ci siamo con quel Pordenone unito in un unico abbraccio, quello riparlato ai suoi ragazzi. Derby, sfatato il tabù dopo 5 anni, la vittoria è sorpasso. E allora vediamo le immagini di San Vitese Pordenone, il derby, racconto tramite la cronaca di Marco Agrusti. Come si fa a fidarsi di chi perde da 1 mese e mezzo, di chi non segna da 5 partite? Sembra facile, ma attenzione, il 5 torna fuori per dirci che sono 5 anni che il Pordenone non batte la San Vitese, è una vita. E allora meglio non fidarsi di San Vitese Pordenone, perché non è mai come te lo aspetti. Dal comunale di San Vito c'è il derby più pazzo della Serie D. All'indietro, De Cecco ancora una volta non bene. E poi Zubin con il taglio, questa volta la posizione buona per Zanardo che si allunga, poi Peresson, calcio di rigore, protesta Peresson, cartellino giallo nella svolta del derby al 14°. Attenzione a Zubin sul dischetto, può andare per il momento a raggiungere Lasagna quota 10, ha fischiato l'arbitro, può svoltare il derby del comunale, parte Zubin, andrà sicuramente col destro, va Zubin, spiazza Peresson e il Pordenone in vantaggio al 15° con il 10° gol in campionato di Zubin, ancora una volta il suo terzo rigore. Alla bandierina del calcio d'angolo, parte adesso il tiro della bandierina, versione della bianca di testa, Giacomini da un passo, Giacomini, gol mangiato dalla San Vitese al 22°. È buona questa occasione per la San Vitese, deve andare al cross Giuliani, lo fa in questo momento sul secondo palo, perde la bianca, la sponda del Degan e altra buona occasione per la San Vitese, il tiro centrale di Luca del Degan. Adesso qui sulla sinistra Zanardo, buco di Soggia che si era alzato, adesso c'è Nichele in inserimento, lo vede Zanardo, Nichele, attenzione perché Peresson è già ammonito. E questa volta invece c'è il giallo e il rosso, Pordenone in 10, il rosso per Nichele, simulazione secondo l'arbitro, altra occasione da rivedere, il rosso per Nichele, seconda espulsione in campionato dopo quella per la manata a Pippo Fabbro contro la Sacilese nel derby. Entra in vantaggio anche il Marano a Montebelluna, parte il cross di De Cecco, arriva Gianni Careri, poi la perde e c'è il pareggio della San Vitese. Giglio, ha segnato Giglio il pareggio della San Vitese al 42°, proprio nel momento in cui ha segnato il Marano. Il Pordenone si fa rimontare dalla San Vitese, la papera di Gianni Careri è la seconda in campionato. Subito Mateos con il destro, la grande parata di Peresson, che occasione per il Pordenone, palla a scendere, gran destro di controbalzo di Mateos, la parata di Peresson. Mentre attenzione perché c'è Della Bianca che adesso può andare anche al tiro, il pallone rimbalza davanti a Careri, così Careri, ancora una volta. Oliveira mette giù il pallone all'indietro per Pramparo, ancora cerca l'1-2 con Oliveira, può arrivare su questo pallone Oliveira che va via e c'è calcio di rigore per il Pordenone, ha fatto secco Zorzetto, calcio di rigore, ammonizione per Zorzetto, secondo rigore della partita per il Pordenone, lo ha fatto secco, lo ha lasciato sul posto Oliveira. Ha fischiato l'arbitro, tutti fuori dall'area di rigore, vuole assicurarsi di questo, può partire Zubin, va col destro Zubin, il pallone sotto la traversa e il Pordenone va in vantaggio, tutta la panchina in campo, la doppietta di Zubin, 1-2 su rigore, la corsa sotto la rete di protezione, il Pordenone avanti nel derby, in 10 uomini, come contro la Sacilese. E al 43° vanno a raccogliere l'abbraccio i giocatori del Pordenone. E la San Vitese è sotto con 2 calci di rigore, il Pordenone in questo momento preciso è la capolista solitaria al 43°, 30 secondi, al fischietto in bocca all'arbitro, il Pordenone dopo 5 anni abbatte il tabù San Vitese e per ora, a meno di notizie contrastanti da Montebelluna, vola di nuovo in testa al campionato da sola, una partita pazzesca, decide la doppietta di Emil Zubin su calcio di rigore, adesso Carmine Parlato che va addirittura in campo a prendersi l'abbraccio dei suoi ragazzi, una vittoria incredibile del Pordenone, soprattutto perché è arrivata contro una monumentale San Vitese. E cominciamo con l'allenatore della San Vitese Massimo Muzzin, anche oggi una grande prestazione, è arrivata la 6ª sconfitta consecutiva, è arrivata contro la nuova capolista solitaria, è arrivata con 2 calci di rigore, però non si può rimproverare niente ai ragazzi, immagino oggi una grande San Vitese che avrebbe strameritato il pareggio, mister. Sì, una sconfitta che brucia per come è maturata, ormai stavamo gustando di questo punto che comunque per noi era oro, brucia tanto,
dobbiamo essere bravi a trasformare questa insoddisfazione in grande rabbia per ritornare in fretta a fare punti, perché a noi ci servono. E poi il calcio è questo, purtroppo gli episodi ci condannano oggi, ma dobbiamo essere bravi a fare girare a nostro favore, a non perdere mai la lucidità per 95 minuti o quello che durano le partite. Abbiamo sbagliato in un frangente dove non dovevamo sbagliare e questo ci ha penalizzato, ma non credo che abbiamo sfigurato e credo sostanzialmente che un punto sarebbe stato più che giusto. Eccoci con l'uomo partita, oggi come tante altre volte il capitano Emil Zubin del Pordenone. Ecco, oggi la doppietta è arrivata su rigore, è una partita difficilissima come sempre con la Sanvitese, però parlavamo col mister, il secondo derby vinto in 10. Sì, sicuramente siamo partiti benissimo su 1-0, poi purtroppo c'è stata questa espulsione di Nickel ingiusta, perché alla fine c'era anche il secondo rigore, più l'espulsione casomai di Peresson, ma non di Nickel, e lì si è complicata un po' la partita. Poi purtroppo ci sono anche un infortunio di Gianni che non gli capita spesso, ecco, di perdere una palla così, però devo dire che abbiamo lottato fino all'ultimo secondo, ci abbiamo creduto di portarla a casa e devo dire che abbiamo anche sofferto niente, anche in 10, quindi devo dire che la squadra c'è e se andiamo avanti su questa strada devo dire che continueremo a fare questi risultati qua sicuramente. Avere 2 punti di vantaggio, manca ancora una partita, però avere 2 punti di vantaggio è già una cosa importante. Intanto teniamoci questi 2 punti di vantaggio. Adesso domenica abbiamo una partita non facile, perché l'Este è secondo me la terza forza del campionato, a vedere i nomi e tutto, e bisogna stare attenti. Manca una giornata per decretare campione d'inverno in Serie D. C'è il Pordenone adesso in testa, 43 punti, poi il Marano 41, poi il solito ormai evidente burrone che porta fino al Belluno 29 e poi Sacilese 28, una Sacilese che lotta per il terzo posto in classifica. Ieri ha vinto con l'Union Rippa 1-0, una buona Sacilese. Parlato è stato il passato della Sacilese, ma ormai è nettamente il presente del Pordenone. Il mister ieri era nostro ospite, era tutto campo, abbiamo riassunto il suo intervento in questo servizio. Ospite a tutto campo, il padrone della Serie D. E allora i promossi e bocciati di questa giornata, l'ultima di andata. Federico Francioni, ieri era tutto campo, vediamo. E adesso invece vediamo i protagonisti singoli scelti da Antonino De Blasi nella sua top 3 per quanto riguarda i protagonisti, i migliori 3 giocatori. Sono Verrillo, decisivo a Carlino con il suo gol per il Lumignacco, poi Giordano del Cras, altra prova di spessore, e poi ha scelto Crozzoli del Rivignano, ottima prova a Gemona del giocatore nerazzurro. I top 3 dei giovani invece abbiamo Libri della Virtus Corno in gol, Del Riccio del Lumignacco e infine il giovane della Manzanese Pecile. Questi sono i protagonisti di singoli scelti questa settimana da Antonino De Blasi in questa ultima giornata di andata, ma ripercorreremo tutta l'andata giovedì in diretta alle 21, potrete anche intervenire telefonando, scambiando opinioni con i nostri ospiti oppure semplicemente fare delle domande in diretta, quindi giovedì alle 21 riepilogo del girone di andata. Non finisce qua lunedì in gol, vi aspetto la prossima settimana con le immagini della Serie D, le migliori realizzazioni della stagione e il racconto del girone di andata del Pordenone. Chiudiamo alla grande con tante immagini, con tanti gol come sempre, perché questo è lunedì in gol. Ciao! Direi che il primo tempo secondo me abbiamo anche provato a costruire e a creare qualche azione e speravamo che potessero fare in modo di giocarla un po' di più, ma così non è stato ed è stato tutto tante volte un tamburello da parte loro. Mister, non spettacolare ma squadra, è così il suo Pordenone? Ma è la concretezza della categoria. Poi dopo spettacolare o che una squadra gioca bene, io penso che soltanto il Barcellona forse oggi gioca bene, poi
se andiamo un attimino ad analizzare i vari passaggi, le varie situazioni, è anche vero che comunque una squadra, a me piacciono le squadre che badano al sodo. Noi non possiamo esaltarci per un punto in meno, un punto in più e dalla C alla domenica dopo siamo in eccellenza. Il campionato è lungo, bisogna avere l'equilibrio ragazzi, perché comunque abbiamo a che fare anche con dei giovani nel nostro campionato. Cerchiamo di tenere sempre quell'equilibrio, quell'entusiasmo. Poi sono io il primo a dire che San Vito è una tappa importante, perché? Perché so benissimo che comunque coinvolge tutti quanti noi, sia la storia, sia andare in vantaggio e come diceva Francioni di continuare a tenerlo. Però e poi lunga, come si è detto appunto E allora i promossi e bocciati di questa giornata, l'ultima di andata. Federico Francioni, ieri era tutto campo, vediamo. Complimenti al Fontanafredda che nonostante il pareggio col San Luigi, che comunque io sono convinto che il San Luigi ci darà delle grosse soddisfazioni nel girone di ritorno, perché confido in quella squadra e in quella società lì, promosso sia quindi il Fontanafredda sia promuovo la Manzanese, perché in queste ultime 2 partite è andata a fare un buon punto a Gradisca, nonostante il Gradisca abbia sbagliato il rigore al 90°, oggi ha battuto Razzanese che comunque è sempre una squadra di tutto rispetto. A Tomei non faccio più nessun tipo di complimenti perché ormai sono tante domeniche che ha portato fuori il Lumignacco dalla zona calda, e complimenti anche al Muggia perché forse questa settimana qua, tranne il Carlino, è stata la settimana della riscossa delle pericolanti. E adesso invece vediamo i protagonisti singoli scelti da Antonino De Blasi nella sua top 3 per quanto riguarda i protagonisti, i migliori 3 giocatori. Sono Verrillo, decisivo a Carlino con il suo gol per il Lumignacco, poi Giordano del Cras, altra prova di spessore, e poi ha scelto Crozzoli del Rivignano, ottima prova a Gemona del giocatore nerazzurro. I top 3 dei giovani invece abbiamo Libri della Virtus Corno in gol, Del Riccio del Lumignacco e infine il giovane della Manzanese Pecile. Questi sono i protagonisti di singoli scelti questa settimana da Antonino De Blasi in questa ultima giornata di andata, ma ripercorreremo tutta l'andata giovedì in diretta alle 21, potrete anche intervenire telefonando, scambiando opinioni con i nostri ospiti oppure semplicemente fare delle domande in diretta, quindi giovedì alle 21 riepilogo del girone di andata. Non finisce qua lunedì in gol, vi aspetto la prossima settimana con le immagini della Serie D, le migliori realizzazioni della stagione e il racconto del girone di andata del Pordenone. Chiudiamo alla grande con tante immagini, con tanti gol come sempre, perché questo è lunedì in gol. Ciao!